Buongiorno a tutti amici ed amiche di TVBN, bentrovati e bentrovate. Eccoci al terzo appuntamento con la rubrica Ti racconto un quadro. Sono Rosario La Rosa, direttore della Galleria d'Arte Lurlo di Rosario di Trapani, in via Marsala 133. La galleria ospita e accoglie le opere degli allievi, degli artisti locali e da tutta Italia, oltre a organizzare eventi culturali di grandissimo interesse. Oggi parleremo di un'opera realizzata da un artista marsalese, Tonino Russo. La sua formazione parte dalla prestigiosa Università di Pisa, dove si laurea in Scienze Naturali. Successivamente segue le lezioni del professor D'Acquisto, dove apprende le tecniche classiche un po' come si faceva nelle botteghe dell'epoca rinascimentale. Attualmente insegna al liceo presso l'istituto di Rosina Salvo di Trapani. Allora, dopo un'evoluzione artistica personale, oggi le sue opere di forte impatto coloristico sono l'espressione di un linguaggio audace, energico e ricco di emozione, di colore e di luce, come vediamo. Da un po' di tempo collabora con la nostra galleria d'arte, come ripeto, Lurlo di Rosario di Trapani, dove le sue opere sono disponibili sia per la visione che per l'acquisto. Il quadro che vi presento oggi è questo. Si tratta di un'opera dove la fusione fra componente astratta e visione paesaggistica rende il tutto emotivamente affascinante. Il titolo dell'opera è Saline. L'opera è stata realizzata su tela, le misure sono 60x80 e i colori utilizzati gli acrilici, questo per darvi solo alcune informazioni tecniche. È stata realizzata in versione orizzontale proprio come richiede la logica del paesaggio. Come sempre, prima di iniziare un lavoro, l'artista si deve avere presente due cose: il proprio punto di vista e quello che si vuole comunicare all'osservatore. Come già detto prima, l'opera si muove su una componente astratto-paesaggistica, come in un gioco, fra realtà e immaginazione. La prima cosa che vediamo è il mulino, quindi nella parte principale, nella parte in primo piano. Il mulino si specchia nell'acqua della salina. Poi immaginiamo di fare una passeggiata così, un percorso immaginario. Ci avviciniamo al secondo mulino, che poi ancora più a sinistra si perde nella linea d'orizzonte dove va a incrociare il Monte Erice. Il tutto, si nota che vi è una vera e propria esplosione di colori, che poi alla fine sono i colori della nostra terra, della nostra Sicilia, dei nostri tramonti, insomma anche i colori che noi sentiamo e vediamo tutti i giorni nei nostri paesaggi. Nell'opera che vediamo, che osserviamo, non vi è la ricerca di una perfezione del paesaggio che sono i minimi particolari e quant'altro, anzi al contrario, vi è una ricerca emotiva, quindi quello che vogliamo comunicare all'osservatore è l'emozione in primis, perché io dico sempre, in fondo l'arte è emozione, quindi faccio la mia considerazione: se io davanti a un quadro del genere riesco a sentirne quasi il rumore, a vederne il luccichio, a sentire quasi il calore, quindi vuol dire che l'opera ha raggiunto il suo scopo. Quindi l'autore è riuscito a dare il senso che voleva e di trasmetterlo all'osservatore. Quindi diciamo che raggiunge il suo scopo. Poi ogni tanto io, sapete che sono sempre appassionata di storia dell'arte, vado un po' a ricercare riflessioni dei grandi artisti. Diceva Renoir: io cerco di far vibrare un colore in modo così intenso e così come se il rumore, di un campanello risuonasse in un silenzio assoluto, quindi arriva questo suono. Quindi quando il quadro trasmette il proprio suono, la propria energia, come ripeto, ha già raggiunto il suo scopo. Con questa bellissima citazione io chiudo. Un abbraccio a tutti e ci vediamo la prossima settimana, amici di TVBN.